Amigas e amigos, ben agattaus, ben ritorraus, ancora una volta un saluto umano di Alessio Mura, in arti su Maistu, ben agattaus, dopo questo viaggio, su viaggio cosa nostro, a Rio Sardegna, ho via musicisti, suonatori, gente del mondo della musica, che stanno con Issus, e di Issus si fa contare commenti bivinti questa musica, che all'est questa maniera cosa in soro, di atto via questa gente, che all'est questa maniera cosa in soro, vinza sa de zonai, andai a Rio, propone questa musica cosa in soro. Oggi, vedete un bello viaggio, non ci stesi su mela. Parteuso de Castello, arribai vinzas a Masudda, sai dove vedeuso con Rossella Fa. Ben agattata. Ben agattau. Come ti sta, sa? Di ci siamo pago a Punta Radella. Ta cosa. Pago. Ha piccato fritura? Ha pubblicato friuso, con su callente che c'è, già in mo, e ha pubblicato friuso. Pazienza. Tocca da saccarraggiare, e su notte non è ancora tempo su de avarrai, vetti a Lenzoreddo, su vetti, tocca se vuoi sempre sa Mantigedda, certo. E sono una cosa, Masudda e Castello Puro, perché appunto i due nereuso, i due logos del suo coro cosa tua, vero? Certo. Adesso cresce in Masudda, però se vuoi vendi in Castello mancai di 40 anni, e quindi un po' di Masudda sono vago di Castello Puro. Sabida parla da sempre in suo coro, vero o no? Già lo creo. E poeta? Poeta che già, poeta che lì c'è mamma, poeta che lì c'è infanzia, c'è tutto, c'è... Se è pesata e cresce in certo. Devo che siamo de Mogoro, se canta vari, perché Mogoro e Masudda sono punti canta a te, 5 minuti a penna, in manco, e accanto. Manca i 10 minuti, dai, a pe. Dai, tocca da... Che già mi dovremmo quando andare a si passa da canto su Camposanto, poi. Certo. Dopo in questo mese, in questo anno, Sabida, che è bella più bella, Sabida de Masudda, tanto in Nara, voi ti è cambiato paghetto? È cambiata a meda, è cambiata a meda. È tutta liquidità, è tutto bene ingiardinata, narao. Hanno fatto un straccomando traballo, su guardatenni proprio come un chicchiricchi. Un progetto. È un progetto, Certo, è vero. Sì. E ho tentato uno sindaco bravo, che si piegava questa cosa a coro proprio, e si è posto in lì e ha fatto metà cosa. Tanti fatta bellicetta. Pedra in ogni luogo, dove i vicini storici che hanno fatto su commenti di Pintersi fatto. Ecco. In Castello Puro, tu, Casesi, poi potevi suonare in Pizza Castellai, non scetti in Masudesa. Certo. Ti sei scioperato in un luogo, chiesto uno pago una bidda, o no? È poco questo che mi piace. Come ti mai? Non è che mi sono scioperata, e questo mi toccava, perché la iaia mia viveva in Bidanoa, in Castello. E dopo picavo a domicilio e lì, c'è tutto. Poi sempre vivi lì. E commenti che sia da bivi in bidda e tutto, o no? Sì, è proprio una bidda, si conosce tutto, e facevo cose che in altre parti di questa città non si va. No, è vero. Dopo bivi da lavoro, forse si ti già in un trotta che si è stato viaggio. E mi pareva proprio di essere in bidda, perché conosci a tutto, su Bessaiao, su Saludasta, commenti che questa gente di bidda parla sempre gente di bidda e tutto, anche viva dei città, o no? Sì, ma infatti... Sovrumano dessa gente che vive in Bidanoa non è proprio Castelldaia. Certo. Però benete dei sbides. E ni ci canta, anticicao in suo tempo, e mo' avunti ni. Ascoltavo Covago, noi che hanno scioperato e vai spuntata dognota con due generi musicali differenti. Da supposto intro di questo genere che secondo me poi è meta strinto, che sono pago su jazz, anche mancare tu su jazz da sta praticare, lo conosce, chi te pensi già una definizione di questa musica cosa tua? Che è la stessa definizione? Un minestrone. È proprio una mistura macca. Poi devo jazz di faccio, poi mi voglio improvvisare. E questa è la parte del jazz che vivo, improvvisazioni. Però su Brusu è piegato pure della musica latinoamericana. E poi ho sempre cantato in sadro. E manca mo mi sto venendo a cantare in italiano pure, poi l'italiano è diventando una lingua minoritaria e quindi ho pensato che è meglio a me vanno a cantare in italiano però mi piace sempre a cantare in sadro, e ho fatto per tanti anni
canto. Mancai 20 anni, sempre cantando in sadro e ho provato. E quindi è proprio una mistura, però non è musica sarda, ma non è manco jazz, ma non è manco musica latina, qualunque influenza di questa musica africana. E ho usato una bella mistura, una gassoveda e musica. Una gassoveda, due punti in mezzo a cosa. Se che punti, a parri cosa tua, le influenze rumane che hai dentro in sa musica, chi deppe si scioverai una pariga di artista, che ti punti braccio, che in qualunque maniera ti insegnavo questo traballo cosa tua, ci punti nomi che diventa conca? Sì, punti quasi tutti i musicisti di questa tradizione brasiliana, latinoamericana. Sì, Chico Buarque de Holanda, Elis Regina, ma mancai Atahualpa Yupanqui, che è uno antico Verdalli, non mi ricordo neanche di noi via da un luogo dell'America Latina. Un luogo sperdio. Un luogo sperdio proprio. E poi ho pubblicato adesso jazz, di aici proprio furendi, ponendo in nia, facendo tutte le cose, comprendi? Un bello minestrone. Un bello minestrone, pago fatto a uncinetto, pago così, di aici fatto a maglia, pago tutto fatto in domo. Betta, non so che c'è questa cosa, ti piace a cucinare? Non c'è questa musica. Meda, mi piace questa cucina, mi piace a cucinare, mi piace a fare questa spesa. Quando sei di Malaspezia, tu sei di questo che andate al mercato, secondo me, no? Ti piace da Cavallo a Vascio, andavi per due sul mercato? A San Benedetto, mi piace troppo. Quindi potete suonare che su genere e su jazz esti una parte di importo, però, dessa musica cosa tua, avete questa influenza c'è? Sì. Come ti massimamente posso improvvisazione. Ecco. Massimamente posso improvvisazione, mi piace a scrivere canzoni che si possono improvvisare. Mi piace a improvvisare idee, a improvvisare spicciocchetti su musicisti. È una parte di importo, no? Cioè, come te ne essa creatività di chi si da pillo su adesso va con questa improvvisazione. Io penso che sia questa cosa. Dognota deve essere una cosa pago diversa, perché se no mi piega da conca, mi annoio e non lo provare. Da rocce, da rocce proprio. Certo, è giusto, come pure aici. E musicista che lavora con Mimmi e di piace questa cosa. Giacomo Deiana, su chitarrista, cosa mia, è proprio cosa mia. Di piace da improvvisare. Nicola Cosso che ha il suo contrabbasso, di piace da sicuro. È una cosa importante che si tiene di s'accappia da sono con Satra, sì, è questa cosa che s'accappia da massimamente. Bello. Sì, improvvisazione è una parte d'importo. E come sempre, si contauso con questa rubrica cosa nostra, Callisono, Deita e Usa Fuedai. Early jazz, acid jazz, free jazz, fusion, hard bop, bebop, swing, Latin jazz, Dixieland, smooth jazz, ragtime, soul jazz, jazz funk. Mille frumineddus dono frumini in mano, che esti su jazz. Quando vuoi daso de jazz, tocca da sindiogare su berretto se noras e se norisi. Musica de qualitadi, che esti stimata o odiata. Non ci funti iesa de mesu. A chi ne di anda meda. A chi non da vuoi di B, non da vuoi di B di avveras. Su jazz stili, personalità, improvvisazioni, ma vinzas sperimentazioni, gioco e tradizioni. Uno sono, e adesso e mille sono differenti, che avunti universali e che non tenenti l'accanas. Su jazz nasce da cominzo del suo secolo passato, e a manca singhizzo viene des canzoni di traballo, dei schiavos che traballano in suo satto. Sul logo in questo anno su est in New Orleans e strumas avunti drumas del ragtime più che tutto. E in mese sa storia su jazz, due punti vinzas i disterraus italianos, is italo-americanos tipo Nick La Rocca, che all'ompint in America con isainas musicali e cose in soro e da sa misturanta con isainas chiagattante in guni. In isanus 30 nascint is primus orchestra manas, tipo gussa de Benny Goodman, Duke Ellington, Cab Calloway, Count Basie e Glenn Miller.
e logos antessi atros, tipo Chicago, New York City e Kansas City. In gli anni 40 de queste orchestre, a memore della crisi economica, andata a parlare scettica all'incuna e si incominciano a incarare artisti tipo Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker. La California adesso è protagonista con su cool jazz in anni 50, una maniera di suonare che da essi poco più tranquilla. A seguitura, su free jazz in anni 60, sa fusion in anni 70, vince s'allompia sa misturo con su funk e con hip hop plus accanto del nostro. In Italia, su jazz si incara in anni 30, con un'orchestra di importo a tipo gussas di Arturo Agazzi e Carlo Andreis, meste apposti della seconda guerra mondiale che incomincia ad ascoltare un vago de Brusi. I nomini si punti gusto su De Gorne Kramer, Giorgio Gaslini, Lelio Luttazzi e Franco Cerri, dei suoi compositori Bruno Martino e dei voci di Natalino Otto, Iula De Palma, Nicola Rigliano e Johnny Dorelli. In Dideoi tocca da nomenare a Marolla genti come Enrico Rava, Antonello Sales, Massimo Urbani, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso e Gianluca Petrella. Sa Sardegna è terra de jazz, poi mori de sa stima chi sardo su denti po questo genere musicali e finza sa artista sa chi partendi dess'isola funti mo in steddasa del suo panorama nazionali e internazionali. Io so già nominato Paolo Fresu e Antonello Salisi, ma in Dideoi ci funti vinza sa Gavino Murgia, Enzo Favata, Francesca Corrias, Gianrico Manca e Zoe Pia, scetti punti nominai all'incuno. E s'isola nostra è finza sa luogo del festival, a cominciare da Diamond Jazz, Olympia su Sardegna Jazz Expo. Su vuoto de su jazz in Sardegna è fotti e si intende in ogni angoletto dell'isola. Tocca da dusci intendi e ad ascoltare. Esatto, Raus, postisi de un vaghetto de musica, e ancora in sul programma Cosa Nostro, sempre a Reo, poi dai de musica, se sono venduto oggi con un'amica de coro, e sono fatto finza musica in pari, che è Rossella fa. Rossella, torna su poco vaga cosa in Isannus. Oh, io ti danno. E uscì che tu ti intendi su perché documenti sia tua interrogazione, lascia perdere. Già se ho su maestro, ma non è che se apparesse sempre un'interrogazione. Cioè, che no, mi fai si intendi per un anno adesso che sei. Torna su poco vaga cosa in Isannus. Fuori caso de canto e dei commenti asi cominciavo in sa musica, dei commenti si è accostata a sa musica. Come è che nasce questa passione? Quando è che è stato che si è scritto le prime cose? Come è nasce? E nasce quando abbiamo picticchetta, poi babbo suonata. Babbo suonata sul pianoforte e la fisarmonica pure. E frati miei su Manu suonano tutti. E si ponevano a noi spicciocchetti a cantare a coro. No, tu devi fare 10, tu devi fare 10 con il suo registratore, abbiamo sempre cantando e vadendo. E poi mi sono posta a studiare musica privatamente, poi ho fatto poco chitarra, poco di canto lirico, poco di gusto, non ci riusciamo a fare nulla, a capo mi sono iscritta in composizione. E questo mi piaceva, e a proseguire. Contemporaneamente, però. A suo proprio tempo. Contemporaneamente, come mi piace. E mi sono posta a cantare, che ci può fare sa spiritosa. Giochittello, no? Giochittello, ci poi mi piace la musica sudamericana e cantiamo musica sudamericana, brasiliana. E mi piaceva, andavamo a cantare nei locali notturni, certo. Club, e poi iniziavo di aici. E poi ho fatto lo studio serio, insomma, mangiamo. E su notte ci andammo a suonare con gli amici su club. Fiesta già Castellaia in Sarasa? O fiesta ancora in Bida? No, abbiamo già Castellaia. Vabbè, ma su sa noi che ci veste tutto questo locale, sì. No, non ci dipende nulla proprio. Ci indato a Parica, ma non funti proprio il locale di questa musica live. No. E tu sei salutato gli amici su De Masudi, se cantassi di sicuro Castellandesi. E pensa siamo corresi. Ma noi andavamo su Meta, però salutiamo a tutti su che si fa il presente. Certo. Con i Sanus però insomma si è fatto metatro, nel senso che si cominciava a suonare a Reo, poi spiazza, si è fatto insomma concerto su Brumanus. Come ti stai su di diventare qualche Brumanus su questa musica? Boh, non riuscivo. Dopo sempre fatto su chi ci via de vai. Poi questa cosa importante via, si a studiare.
poi su studio in su conservatorio è lungo e grai anche. E tocca da traballare pago, però con qualcosa non fai la scelta a studiare, no, tocca da traballare e studiare. E poi studiare scetti musica pica da conca e tocca da suonare. C'è gente che studia e basta. Ma a me non mi piaceva, devo proprio, mi pica da conca. E avevo pure suonare. E mi sono organizzata, un tempo dopo ho fatto con Piero Marras, fatti a corista con Piero Marras, e altre spicciocca, pure bravas, e Stefania Alliori che fiavo in pari con Cristina Allanzi, e poi ho fatto pure sagorista con Elena Ledda, con Andrea Parodi, e mi sono fatto... Tutti i domini si dà importo della musica sarda, poi posso pensare che con Piero Marras e Finza con Elena e con Andrea esigira un meda, e tento maniera di girare in meda. Abbastanza. Ti piace questa cosa di andare a Reo, a tu, di andare di attopiare ogni americano gente differente, ti piace? O se su pacchetto, mo che se si vende a mano, pacchetto si torna a cosa? No, ti dico una cosa, a me mi piace di me da girare, a viaggiare, andare a Reo sul mondo, e mi piace di massimamente traballare. Quando vai in vacanza, non mi piace manco su spigno di me organizzare. A me mi piace di andare a traballare in forza. C'è una differenza tra questa Sardegna e andare fuori, sapevi? Certo. Sì. Sul senso che è stessa cosa che dà della Sauro su Zigno. Sargenti. Sargenti noi è un'altra cosa. A Foras è... manca noi è più bello e ne è più leggio, è differente, proprio un'altra cosa. E noi andas, in Germania sa gente un altro pago e si fa senchino come ti passa. E noi che ti trattano un pago di aici è differente, sa gente è differente. Questa cosa mi dà un'altra persona, pure un musicista bravo, che ha tentato maniera di suonare pizza come sei nato in Germania, e questa cosa che mi dà è che arriva già approntato, conosci già questa musica cosa tua e in più studianta, bravo. Studianta in domo e quando arrivano diventi domanda e scinti cose, scinti pruissu su dei due, casi proprio. E arrivano con i discos o in sottografo, scinti cose, è bello questo, deve essere preparato, è un'altra maniera di attuare questa musica e di attuare i musicisti, i suonatori e gli artisti. Tornando a questa questione del suo studio, di via su vedendo in Moiva Cussora, quanto è di importo secondo te per un musicista a si formare, a studiare, andare a scuola, andare sul conservatorio, poi fai questo commento che sia un traballo, perché poi è un traballo. È certo che è un traballo. È di importo questa cosa di andare a studiare, di conoscere, sì che a studiare ogni dì. Studiare è troppo importante. Poi o tu tieni questa fortuna sfacciata proprio. Cadesi di nai. No, di agattare uno che ti porta a suonare e ti impara da puro e tu impara sennia, comprendi? Oppure ti devi porre in domo o devi andare a scuola a imparare cose. Studiare è troppo importante. Manti fatto questa pregunta, te pago. Ma su conservatorio tu raccomanda sono piccioche che devi inghizzare. Su conservatorio è una trappola per toppi, come una retonera, no? Però tu vai e a posti che da si fatto sunfrisi in meda. Quando tu vai sunfrisi, poi te leggi a vai, però commenti di essi denia, tu hai questa sicurezza che nessuno ti può dire nulla. E che tu sei pago, come ti fai online, e pago insicuro, fai questo... Non sei vero, una realtà. Bravo. Tu chi non lo fai, avrà sempre con questa cosa, non ha provato, non ha studiato e non mi intendo proprio a promo. No. Tu lo fai e sei a promo e nessuno ti può dire nulla. E ha provato uno studio in suo conservatorio che non è questo che poi
mi pongo a fare in sa prazza quando ando a suonare. O chi faccio comunque per vivi in Arausi. Certo. Però mi dona questa sicurezza di dire, devo studiare, devo cose da sciuvare e devo da faccio. Sciu su mio, quando sono a Sì. È vero, cioè. Sarebbe di voi gusto, sarebbe di voi gente che non è proprio sicura. Devo sonare, a promo, è giusto. Bello, mi piace di questa cosa, devono sempre che su studiare, anche devono non studiare né conservatorio né nulla, però ora che non mi voglio, poi cosa mia, mi voglio a studiare, devo e tutto. Non sempre che è una cosa di importo, e all'intro già di ogni puntata del programma Cosa Nostro, da regione faccio una pregunta su questo tema, poi è una battaglia, cosa mia, sopra adesso vai a studiare spicciocchetti. Certo. Il suo programma Cosa Nostro vuoi dare su vinces a dei festival musicali, si può suggerire chi scioperà su ogni puntata e di vuoi dare su in moi. Su Vedresonos Jazz Festival quest'anno è arrivato sul 6º anno di vita. L'organizzazione ci sei Deo, c'è un'amica mia di Milano che ha fatto un master in management, c'è una picciocca che si è laureata in università di produzioni multimediali, e da neoso grafico su Demoguro, dottor Giovanusu, laureausu, dottosu, e poi da neoso quasi di gente che bene di bai, dipende da sannata. Os artistas avunti sadros, estrangos, italianos de altro luogo del suo mondo, hanno la sua particolarità di fare attenzione ai giovani e di fare attenzione pure ai sadros che abbiamo in fora, che hanno fatto cracullare su me in noi. A suo tempo, i concerti messo sito archeologico Nuraci Coccurata sul luogo del suo Vedresonos. 5 concertos sunt staus in locales, in Zilleris, Mogoresus e uno in Pavillões. Noi cercamos de pôr luce in questo luogo che ha una bellezza incredibile e sa cosa, l'obiettivo è questo di fare bene ai turisti di ogni parte del mondo. Questo è l'obiettivo umano. E poi vivi bene sul territorio, fai bene, fai crescere tutto sul luogo, sta gente, sul benessere di tutto. Quest'anno ho dentro una novità importante che è stata di maschera. Per la prima volta infatti ho dentro una rappresentanza di maschera di Sardegna. In suo palco impari a musicisti, a musicanti che hanno suonato a Souso. Ho dedicato quest'anno 6 edizioni a Michela Murgia e questa cosa è stata ancora più preziosa perché me la intendi da tutta questa gente che viene ai concerti e da tutto questo che hanno suonato e hanno messo staff. Sul festival è accanciato a un'associazione nazionale che si chiama i-Jazz e aveva fatto parte già negli 80 Jazz Festival italiano e noi siamo intro questa cosa manna. Domingo hanno donato pure un importante premio a S'Aquila che si chiama da Premio Gender Equality. Questa cosa è stata molto importante perché sono stato in ex equo con Mantova. La libertà di essere libero di essere quello che uno si intende di essere, per noi è importantissimo, è proprio questa cosa bella del suo jazz. In suo futuro si da pragi meda fare una cosa. Se sono partendo da noi, può fare arrivare gente in noi, ma questa cosa che è stata imparata s'isola e il nostro antenato vi dà pure gusto di andare a vedere le cose nostre fuori. E una delle cose che proprio mi capita da pensare e di provare pure a organizzare e cominciando adesso il gusto di portare dei BT Jazzilleri, questo format, fuori dalla Sardegna. C'è una questione di un zio che è traballando a Abu Dhabi e video che ci devo fare una gita da Abu Dhabi di Jazzilleri.
E siamo ancora in compagnia de sospiti cosa nostra de oggi, che sti Rossella fa. Ross. Nara. È bella fuori de musica, in questo programma si può dare de musica, ma da un po' di tempo se gustavate se fai un'altra cosa pure, se si vendi cinema, si scritto un libro, se si traballa con suo teatro, insomma, contasi uno vago questa cosa che si ammanniendo di sarti cosa tua. Tanto, sicuramente Deus è una signora anziana, Naraso, e deve sempre sa proprio cosa, come te ne mi stroccio. Da Sarroscio, no? Da Parroscio di Averres. Mi devo cercare cose noas, poi mi tenni sempre a fare, comprendi? Perché se no mi passa a sagane vai. E mi sono pensata, poi, questo libricello che votas, che non è... bene, è questo, Castellezzedo, è uno bello liburetto. È in italiano. Non ti fai nulla. No, non ti fai nulla, è in italiano. Ma non è pensavo a essere un libro, ponnai. Pensavo a essere un reading, si può andare reading. Come ti state andando in stato reading? Reading o a lettura, o a cosa, o a maniera di leggere una cosa su un palco, una cosa da concordare. Che vuoi? Pensavo, può fare un reading a puntate. In 13 puntate ti leggo tutto su 13-4, mancai 4 puntate, ti leggo tutto sul libro e faccio tutti i personaggi, comprendi? E per me è spassoso. Certo. Certo. Una cosa nuova. Una cosa nuova. In proso, tu dici che non faccio politica, no? Non mi piace di tutto questo a varrai né a croccovendi come ti vanti partiti politici. No, mi canta conca. Non ti anda sta politica. No, non mi anda da sta politica. Noi si entra in questo mondo umano della politica. Io mi occupo del sociale, faccio altre cose, submatonellam. Però gusto è come tenai un'azione politica vitica che mi permetto di vai. Sabogi tua in un mondo ai cimà, non è reso, dai. Deo faccio, poi Taddeo dentro mi funta parlata se noi una parica cosa che hanno fatto i politici in Sardegna in questo tempo che ha vivito in questa terra Deo. Non mi piace, e do depe munai, comprendi? E da soffrire con un libro. Dopo postignia. Però mi piace, non è pensavo a do bendi, mancai... Ma sagatta da reo, no? Non riuscivo a sagatta che sa da cattare in libreria o in negozio, in bottega del libro, non riuscivo. Devo lo vai sul reading, e mi devo attai quando ando a sul reading e do bendinia. Tu sei già vedendo questo progetto? Sei qualcosa che si pensava? Sì. No, tu sei già vedendo. Ha provato già sul reading in su museo archeologico di Carbonia e ho canno passato e ha provato Satra di sempre in Carbonia questa presentazione del suo libro. E come ti è andata? Sa gente che sapete da dei due, che sei una musicista, no? Quando uno legge sul nome in suo manifesto, due sul nome del Rossella fa, sa gente sapete da mancai che una cosa che sti proprio accappiata a sa musica. Invece voi arrivate, c'è sei due che fai un reading. Come ti è andata? Come ti date, sa gente, ti date Povremmo, dopo cantare una canzone a tipo sigla iniziale. Certo. Poi dopo fatto sul reading e poi a Sacabbo diventiamo un'altra canzone a tipo sigla finale. Uno spettacoletto. Mi sono scioperata due canzoni, cosa mia, che intranta. Che due si senta proprio bene questa cosa. E ha fatto 10. E a sta gente de piace, ma ti dona soddisfazione. Bello. Sì, bello. Poi è tornata sta di avvatto e sta di avvatto ancora. E abbiamo contento. Bella Icci, dove da Icci. E invece poi dentro del cinema, che
ma se no, fuori di onda, insomma, se vendi questa cosa, se ho fatto due film, di potevo regionali, di potevo regionali. Di potevo regionali. Dentro su questione. Poi inghizzai, quando fai sci a sta gente. Brava, Deo del cinema, non ti comprendi nuda, ma proprio nuda. Non ho mai, non io mai recitato su cinema, proprio moventi, una moventi spacciata. Però manti zerrea, manti now, devi si vai gusto e gusto. Dopo no, non giusto vai, ma chi tu mi narra commenti tu dopo vai, devo ci provo. Ci ho provato sul regista di regia e ho fatto sul film. E ho fatto uno che è già biessio, Dante presentavo a sa manifattura tabacchi o canno passato. Casizzeria da Badabò. Sul regista via da Stefano Cao. Questa produzione viene da Terre de Ponte, Torre Cuvedo, questa gente. Tu salutavo il amico insomma. Gente bella. E mi ha donato me da soddisfazione e mancai via da una storia strana. Una storia strana, poiché adesso giravo quando ci via ancora questa pandemia e vi ho usato a mascherette. E questa cosa, sicuramente noi posso fare su chi di più vai. Cioè, questa sceneggiatura via già fatta, su film via già scritto, ma non si poteva fare perché ci via questa pandemia. E sul registro, che è giovane, Stefano Cao, giovane ma è meda intelligenti su ciocchetti. Intelligenti su ciocchetti. Se pensavo questa cosa, devai una cosa commenti Rossella fa che non potete fare per questa cantanti, poi c'è questa diavolo di pandemia, no, questa pandemia non è mai nominata mancare in suo film, e diviga da sa conchio de vai un altro traballo e de vai sa pensione narauso deu tenemo questo diploma di OS, assistente domiciliare, e mi voglio fare questo assistente domiciliare. Poi te non potevi sta suonare e ne potevi sta cantare. Certo. E mi voglio fare questo assistente domiciliare in questo becciuso, in orroli, e andammo in questa domus con questo sbecciuso che non recitanta, ma va diventa subito saparti cosa in soro. Essa bravura del suo regista e di tutto sa troupe via da accompagnare questo sbecciuso a vai cose che si diventano e mancai ogni tanto mi poneva a cantare, poi mancai questa pensione del suo film. Su traballo mio di essere cantanti e di essere musicista mi bessia da suo proprio, comprendo. Quindi, ti sei spaziata facendo questa cosa? Mi piace uno stress. Chi non si vuole contare? No, non si vuole contare su stress, però è stato un meda soddisfazione. E questa è questa prima volta che chi entrasta, chi recitasta dentro di un film? In un film di Aici Longo, sì. Io ho fatto già una particina in un corto metraggio, ma questo via proprio la prima volta che abbiamo Deo protagonista. Una cosa spantosa. Spantosissima, proprio spantosissima, sì. Andà bene, e come sempre a intro del suo programma poi dare vinzasa del libro, del film e di altre cose del concerto, del suo concerto storico mancai. Di poi dare moi. Il Freak Motel esiste in 7-8 anni e siamo 4 amici. Matteo Sedda, Andrea Parodo, Andrea Sanna e Deo Nicola Vacca. È un progetto molto particolare. Poi che misturavo in jazz, musica elettronica, rock, post-rock, in due zigliaderi, casi seria da Freak Motel. Su primo traballo si seria da Escape Room,
un concept album. Mi piace da definire questo album Aresti, poiché che devo registrare in 2 disi, senza click, senza metronomo, aici, live. Da cui poi sono cresciuto, io sono suonato in giro, in festival, club. Poi sono arrivato al suo secondo traballo, che si serie da Frankenstein. E ho creato un personaggio. Poi che ognuno ha posto su chi tenia. C'è stata un'evoluzione sicuramente tra il suo primo disco e il suo secondo. Il suo primo vi ho più concentrato sulle tematiche, poi questionato sulle insularità, vedo un pochettino più progressive, infatti è un concept album. Su secondo, l'evoluzione secondo me è stata più a livello di sound e musicali. Poi che si sono visto, le composizioni si nascono sonando. Per questo si sono concentrato su meta de brusa su questa musica, più per improvvisazioni, più su idea de sound, o su traballare un meta de brusa su ai sons, poi cercare di agattare su son dei Freak Motel. Frankenstein è nasciuto traballando sulle idee di ognuno di noi. Devo tenere un'idea ritmica, Andrea di tenere un'altra, Matteo di tenere un'altra, e quando teniamo un po' di materiali esibiti in sala, ci ho traballato in pari, e il disco nasce sonando. Non è stato scritto a tavolino come si narra, e infatti si sono accattato che questa cosa funziona da noi. E stiamo cercando appunto di poter questo metodo compositivo, di esibire e di suonare in pari, e in cui estrapolare le idee definitive. Frankenstein lo potete accattare su YouTube, su Spotify, in ogni piattaforma. Su vinili è pronto. Poi ringraziare Roberto Farace che ci aiuta sempre con le grafiche, e tra poco lo fate su Bessi. Tenete pure su pre-order che potete andare in mie pagine su Facebook o Instagram, si contattate e prenotate questa coppia di questo album. E fiaso questionando del cinema, del film, si contava insomma questo film Badavò, si serie, davvero, il regista è Stefano Cao, insomma questa produzione di Asonnao e Terra del Punta, ti sei spaziata, sei andata a Caipeccio, sei fatto Saos, ma sul tempo su Vinza sta cantante, insomma si è fatto una cosa nuova tu, una cosa che dai sul mondo dell'arte è una cosa che non è stata mai fatta, insomma, non è stata fatta, ma come se no tu in una particella Cruzza, con una particella Cruzza, in un gruzzo, un cortometraggio. Ma c'è un'altra cosa pure di Sagale via su vedendo prima, c'è un altro film del suo un altro film che non è ancora bellissimo, perché non è accabato ancora, e che si zerriada, attenzione, non mi dà ricordo, si zerriada, sempre in italiano, fai di questionare, no? C'è vai di questionare in sardo con sottotitoli in italiano. Umori fuori scena, umore fuori scene o umori fuori fuoco, non dà ancora comprendere. Però poeta è traballoso a gattare sul nome giusto pure. Umore fuori scene, mancai. Un po' diverso, dai, boh. Adesso sul registro è Romano Usai di Artin e mancai mo si deu oide e scarabinieri dove permetti come ti narra Piero Marras e ho scattato un'altra produzione. È un film che a me mi piace troppo, a dove mi sono spaziata a me,
poi ho lavorato massimamente con Emanuela Loddo, grande attrice di teatro, grande musicista, una femmina che porta da talento su 10 a folliatura proprio. Di boca da talento su adesso cappello. Mi fai fevi, che mi fai fevi da quanto è brava questa picciocchetta. Ogni cosa si pone a fare, da vai. Beh, è bello però, dai. È bello voto, è bello voto. Bello. Hai cidotto su una racconta. Hai cidotto. E a lavorare con essa e con il suo regista mi piace meda. Poi sta proprio si tirata fuori le cose che teniamo e che manco siamo di tenere. Bisi. E forse questa è la grande capacità di un regista, questa di andare a cercare, di andare a cattare a intro di questa persona, di questo attore che è nato, di questa attrice che è nata, di questo che manca issa a sola non riesce a dibogai, o no? Non si fa tu scuola di recitazione? Tu? Mai, mai in vita mia proprio, mai. Bello che hanno cercato queste addizioni, che a me mi viene da conca questa cosa delle addizioni, hanno tutte queste cose giusto, precisa. Con questa bucchicetta, con le cure, non mi piace, no? Si è fatto gestionare come ti gestionavo sul noso, si è fatto cantare come ti cantavo sul noso e ho cantato moltissimo in questo film. Quindi naturalezza questa, nello sai, no? Se sei tu e boh, cioè hai recitato come ti sia stato io e tutto. Sì. E sul film questiona dei problemi che ci sono entre le produzioni di un film. Con i produttori si incongiano da tutto su di noi, e tu hai la rassegna, e tu hai artista, sa cantante, sa attrice che sei, la barra sa sempre in mia, ci te comprendi, ma quando mi va a cantare in noi, comprendi? Sei sempre trapallenti e sul regista, capito? E sul regista, in suo film ha fatto sul regista. Le attrici in suo film hanno fatto le attrici e i produttori che si avvicendano sempre fuori di noi. Problema. Bello però, dai, è divertente. Sì, spassioso, di sicuro di voler bene, ma ha girato a succedere. Ascolta, fuori di cose spaziose, c'è un episodio in questa carriera cosa tua, che è una cosa, insomma, che questa carriera è lunga e ancora speriamo che si allunga un po' meno tempo. Chi resta varrato, chi resta in suo corpo, qualcosa che resta spaziosa o chi resta varrata, nella verità, meglio che è spaziosa. C'è questo episodio? Ci sei pensato? Non è meta spaziosa. Ci difunti, sono manco due. E te hai rotto cosa? Non sei arrogantito tu. Una volta avevamo lavorato con Andrea Parodi. Buonanima. Questo signore due volte di 10 in prima mano. Ed facciamo sa corista. Facciamo sa voce bascia con Andrea Parodi che faceva sa voce alta. Già è questo via da una barzelletta. In pruso mi via toccata sa spia, su monitor spia, comprendi cosa che è di bestie di Susono che si spendi. Chi deve ascoltare, certo, chi ti deve può essere preciso, certo. Su monitor lo tenemmo in parisi con Gabino Murgia. Gabino Murgia, grande, che lo salutavo, certo, grande amico. Devo sapere prima o poi entro questo programma cosa al nostro ora, no? Grande musicista, grande amico, grande persona, grande, ormai, manno. Poi tirare amica mia, gentimanna. Scetti che via manno pure su strumento che sono da esso, poi ti suonava sul sassofono. E commenti isso inghizzata con sul sassofono. Da non intendevo più nulla di questa voce mia di Naramo. Gavino, povera Geri, frate mio, povera Geri, abbasciando questo sassofono, mi narrata adesso, Rosì dai, come ti basta parlare, abbasciare sul sassofono, il sassofono va di Susono, non è che... No, Gavino, povera Geri, sta cosa vi gusta che Dio... E non ti intendi sta? Nuda, isso suonava forte. Abbiamo sempre 10 con questa mancetta 10 in Soriga, che parliamo di questo di canto a tenore, certo.
poi non intendo. Dimmi ne scende per usare isso, che sto canto a te lo fai di lavoro ogni volta, no, insomma, poi... Ascolta, questa esperienza, si contava prima di questa esperienza, insomma, arrivo con Piero Marras, arrivo con Andrea Parodi, ecco, e te hai parlato di questa esperienza? E te pensi che... Beh, devo imparare a parlare su palcoscenico. Cioè, devo imparare con isso, su. Fiesta giovanedda? Abbiamo vitichedda, abbiamo proprio... Quindi hai fatto sta scuola, non è su questo? Sì, assolutamente. Devo imparare con isso, con Elena, che mi ha portato a Reo, il sapuro, devo imparare un stracomane cose, con isso. Esti di importo girai a tenere maestro su bello, su. Io su vedevo prima dessa questione dessa scuola e su studiare, ma esti di importo vince a tenere maestro su bravo, su. O no? Tanti nada sa. E certo, devo in scuola hanno appunto un maestro su proprio appuccicao a foras. Sta scuola ti ha aiutato, ma ti ha aiutato a sa vita fatta con sa musica. Sì. Su mello su da imparare a foras. Però sa scuola mi ha donato questa sicurezza non mi frigas. C'è un'altra cosa in noi, che sa vemmia. I musicisti sono quasi tutti maschi. E le femmine sono sempre... Non è per noi, per vai, sa femminista a oltranza. No, certo, però, certo. Funti tutti maschi i musicisti. E sappiamo sempre sa cantanti ignoranti, meda ignoranti, che hanno uscito una semibiscrom, e hanno uscito usciti due pure, no? Come questa cosa. E dopo studiavo per legittima difesa, Naraus. E certo. Dopo studiavo per legittima difesa, poi no. Questo è 10 come ti dice andare in Dio. O che tenis a regione, tu dopo comprendi, giusto? Tenis a regione tu e tu comprendi e ti sei narendi. Poi no, non mi piaceva da questa cosa. O non ti fai fregare, non lo sai. Ecco, Naraus. Che è una bella cosa, nel senso che arrivi con coscienza, no? Certo. In italiano consapevolezza. Consapevolezza, con consapevolezza, sì. Che mi narra, no, devi entrare in levare, e ti andai in levare, certo. Do studio. Certo, chi non riusciu, non paro. Certo. Che è meglio. Andà bene, si piace finza andai a scruffogliare, andai a vedere che ci funti conti certo, sa capiamo sul genere di cosa nostra, ascoltai sì. Da Piccioccheddo sono andato a Roma, ho visto il concerto dei Pearl Jam. In suo palazzetto, veda ieri, ci fa freddo, comunque prima di brintai, andavo su Picciocco, là avevamo un 5 o 6, che si perdeva quando si usa intro, quando bessevo, a posto si questo concerto, si piese tutto sui noi, in questo pavo, ci sono sicuro che, perfetto, andava bene. Spaccia da suo concerto, bessevo, dopo si accabata, fai normale, veda. Come temos pensavo, sprazzinaos, aduso, besseos del suo palazzetto, si castiaos, wow, un altro, se magari verso wow. E se usa ancora regionendi con Rossella, io so vuoi dare un sciacco mano di cosa, si piace? No, non è mai troppo, perché secondo me la cosa bella di questo programma è che le cose sapessi sentire a Icci, no? Poi da una cosa, poi ci indestu altro, se vuoi dare dessa vita, dessa città, se vuoi dare de canto esti di importo a studiare, ma sul proprio tempo esti di importo vince a bivi, a sopra del suo palco, e se vuoi dare dei progetti su cui hanno vince a fora dessa musica, come libri, reading, cinema, insomma, cindei, come ti sei noi,
Este di importa non si frima, avete chi si frima, o chi ti frima, avete qualcosa da roscisi. E devo pure se commenti tu, sei uguale se pocusso, e andare su Vince se di accordo, pocusso. Ecco, voi intendi de progetto su posso benitori, che stiano a crasi, aita se si traballenti, in questo mese, ita di da conca, non a rosci, non avrai sezzi in domo, vendi su minestroni. Aggiungivo su minestroni. Su minestroni, cosa mia, sa cazzo verde, cosa mia, ci aggiungo questo. E miseo a Paricciada, uno spettacolo nuovo, tutto in italiano, ha provato tutto su traverso, tutto sul contrario di su che facciamo. E fia da tutto in sardo, sa musica mia, molto faccio in italiano. Fia da tutto a strumento acustico, molto duolo, tutto elettrico. Rock and roll. Rock and roll, sì. Pago funk, pago rock, pago pop, mi piace di questo. E ho pagato per vincere uno batterista bravo, bravigello, Antonio Pisano. Tu conosci, certo. Bravo. E ho fatto questo spettacolo tutto in italiano che questiona tutto de cose di amore. De amore. E si sul logo è un tatuaggio con un coro trafitto, comprende questo sangue, i bessendi a fuori. E si zerria da spettacolo, si zerria da i miei primi 50 principi azzurri. Parli di cosa tipo 50 sfumature di grigio così? No, un'altra cosa. Non è cosa porno questa, è cosa dei sentimentos. Bello. È cosa dei sentimentos, i miei primi 50 principi azzurri. E conta da tutto quanti giri, le canzoni, tutto quanto su de amorisi, de storias, come ternai goffas o no, bellas o leggias o cosa vai e cosa non vai pruso. Certo, caso si vende a mano, insomma, che una cosa devo imparare pure in questo anno, no? Posso amarolla, certo. Manca. E quindi questo mi piace, ma da prage a dove stai a reo, a dove intendi. Poi per me è spazioso. E i musicisti, cosa mia, ecco. I musicisti su cosa mia, si spaziano, c'è tutto il spurso, ma da Praga dove stai a reo. Un'altra cosa che mi da Praga poi stai a reo è sul reading del suo libro. Che cosa puoi a prima, cosa del suo libro, insomma. Sì, questo pure mi da Praga dove stai a reo. Ti piace bene con certo, ti piace de bruso nareuso a girare con questa musica cosa tua o in Moise si pensendi che forse ti piace de bruso questa cosa? Questo de fare qualcosa che sia un po' differente. Ma è sempre musica cosa mia. No, d'uscire, certo, però un concerto ti piace più a fare un concerto o ci vuoi a un reading? Secondo te? Mi piace tutte e due. Poi per un gurtosa, gullosa e pastissera. Certo, è giusto. L'importante secondo me è che fai con finza con amore, o no? Ti pensi, questo fuoco ti dona da... ti fai bibirriosa a conca. Per me è questa cosa più importante. Vai su traballo con amore, poi che se no questo traballo è scetti stressanti, che non dovessi con amore non fare. Poi è troppo stressante questo traballo, troppo come ternai, sei sempre in esposizione, sei sempre è rischioso, è difficile, o dovessi con amore o non fai. Però è vero pure che ti succede in me la cosa bella, sa? Ti succede a una che la regola, sa? Una cosa proprio bella che non la sa, ma prendo su coro questa cosa. Sì. Dai, bocandedda, che a noi si piace di questo sconto. Una volta abbiamo andato a Dolianova a fare un concerto e via facendo Bava, le canzoni di Bava, il suo primo disco cosa mia. Sì. E ci vedo una canzone che si è nata di San Giovanni che ha aiutato i spipieddas a combattere la timoria del suo notte. Certo.
E devo narrare tutta questa storia, contare tutta questa storia, cantata questa canzone e tutto quanto. A s'accabo del suo concerto, s'accosta da questa femmina con due pierde, vedi. Manca è portata 7-8 anni. E mi fai di questa pierde via con suo vecchio di aici che non mi castiata nemmeno, proprio bragunjosa. E mi fai di sa mamma, ma è vero, Rossella, che voi stai a Cerriao San Giovanni per giocare sa di morire su notti, poi sta Daniela, Daniela è medati marosa e via sciri con qualcosa. E devo da poco castiata e questa mi ha castiato, portata i giochi su mano su di aici, spantata, timoriata proprio. Con i giochi su mano si deve appunto proprio i giochi su questa timoria, comprendi? E appunto, ma poi tu sei marosa, ma no, sì. Appunto, ma devi zizzerriare San Giovanni, e sa, ma no, ma tu, da zizzerriare un po' di avvera, sa? Dove da sci, comprendi? Ma che? Tu spieghi da dici? E da appunto, no? Da scese sa verità, da sa gente no che da puzzerriamo, ma non è vero, poi da otteniamo provincia timoria de San Giovanni, e sa ma no, che io, devo pure a patenni timoria de San Giovanni, a mi dubiri di aiciananti, e da punao, tu devi serriai e di depi nai, de non si vai biri, e sa ma castiamo, ma non si offenditi, punao no. I sudusciti, che quando uno porta timoria, mancai di essa c'è tutto. Dopo tu, serriardo, domandati di poca sa timoria, però chi non si vezza biri, povera geri, mendiando, su notte mendiando e passano 3 mesi. Un dì, ma una pariga e mesi avvato. Mi intendo in Isaia, camminando in Isaia mi intendo questo Rossella e vedo questa macchina con gente strana. Gente strana. Mi si è accostata, poi ci conosciamo e mi vai di San mamma. E c'è Daniela che ti deve dire. Ti ricorda, ma no, Doliano, ti ricorda. Mi si ricorda, dopo via con i sorrigelli all'uttus proprio a farfallina appunto non mi neri si che si serra San Giovanni e sapevi ciò che mi ha fatto dopo serriamo ma no sapevi ciò che e dopo non si va e bere appunto bravissima e isso ti ha fatto e parliamo di ahí mi ha mi vai. Ma decisi che mo devo essere dormendo a sopra in questa stanzigetta cosa mia. Via. Bello. A me mi ci punti bessiosi e lacrime di aici a corrioso. A corrioso appunto. Questa è una grande soddisfazione. Certo. Manca essa per una soddisfazione che potento di questa canzone mia. Bello, dai, bello sì, conto, bellissimo. Bello conto. Si torna a Frimai e noi, casi che si ascoltate questa cosa nostra, disiando da scica all'incuna cosa in pruso, tornamos con le pregunte perché non su piccanteddas. T'ha danno. Rossella, noi dentro di questo programma cosa nostro teniamo su una rubrica che si chiama Ti ovvia preguntai. E punti, le pregunte che vai su pubblico che scidi che li punti artista, sai? E quindi ad ogni artista vai di una o più di una pregunta o che particolari. Una che ne sta appropriata, che l'ompia esti. Tu hai scritto, no a sova, ma comunque l'hai scritta, una canzone che si chiama Ciciri. E questa pregunta è questa. Quando hai scritto questa canzone? Ti dava tasta che si votava fatto tutto questo carraggio, questa è una canzone da importo. Ti dava tasta? Riuscivi a staggiare? No. Non riusciamo, non mi dava tanto, non pensiamo a nulla. Dovevamo traballare di altre cose, abbiamo fatto prove con il teatro di Sardegna e abbiamo scappato in Nia tutto questo dì.
a ore grandi, mi serriente sbalentisi. Poi Taddeo traballiamo anche con Issas, certo. Mi serriente sbalentisi, mi nanta Santi ha domandato se vai una canzone di Aici e di Aici, un produttore. Ma Deo sto traballando con questo teatro. Mancai a ore grandi. No, non fai, non fai, dopo papà. A ore grandi tocca da papà. A San Uno abbiamo misenza grandi. Poi dai quattro, diciamo di no, torna a traballare con questo. No, manca e pago, insistente, spiccioccheddas, e non facciamo piezze core, comprendi? Certo. E non facciamo, non ci dà provata di no, e vadiamo di Aici. A ore grandi, accabbiamo con questo traballo, andiamo in domo e Augusto Pirodda, grande pianista, e difatti Dio sono iscritta in Parisi, di Augusto Pirodda, e traballammo, io sono mi donata di papai. Cucinata? No, sa mamma cucinata. E noi traballavo. E facciamo questa canzone ed ho fatta di Aici. E ci sono andata poi 3-4 giorni e ho fatto una bozza, una rauso. E io sono andata a cantare spicciocchedda, sai, svalente, e da mandata da questo produttore. E questo produttore va no, è legittedda. E tocca di cambiare questo e quest'altro, poi bidi, e si vede a tradurre la sbotta con Augusto Pirodda, arrangiato su queste cositezze che hanno vai su produttore e l'ho mandata, sa registrata in questo spicciocchedda e mandata. E c'è stato. E di ahí c'è stato, ci ho sposto una gita per davai e poi su produttore di vate intendi a Fiorello. Fiorello è una persona eticamente corretta, che ascolta le cose che gli donano ai amici, certo. Ma che non li fragili, non da essere, certo. No, non da essere. E invece De Praja, questa canzone, è da di vostra in questa trasmissione, cosa sua, non mi ricordo via, però a Rai 2, grandi ascolti, ne rendi pure i tabellicella questa canzone. Intendete tabellicella questa canzone? E ci dà posto a dire, si è avvatto ancora, si è avvatto 5 disi. Desi chieda? Questa canzone ha fatto boom. Besi ti annai. Bello. Non ti dava tasta e succede però. No, non si dava tasta a nessuno. Besi, si ascoltava il nostro, insomma, uscenti, avanti cose precise. Ascolta, invece c'è questo altro che non mi dà ricordo precisa la pregunta, però fu data. Ah no, ma te succede qualcosa o a dia su questo palco con due babballotti? Pensi che punti preciso. E contazzina, come ti è andata questa cosa? Un baballotto o un vivizzini? Un vivizzini forse, un vivizzini. T'addanno, via uso a Lanusei. Di Piauso vai uno spettacolo via la prima volta che faceva questo spettacolo difficile con arco, con violoncello. Certo. E via Usenia provvendi sono su in su palco ed ho visto questo pipizzino ma una strampata manno di esagerenti via una cosa manna un pipizzino de Monti la Nusei o gli astrino leggio e di vazzo a Gianluca Pischedda, grande violoncellista, di vazzo, c'è un pipizzino, boccido, adesso inizia a cercare de due pigai con su puntale de su violoncello, ma quando mai? E questo pipizzino, tro. Non vedi frissi, a te schidonai. E questo pipizzino, tro, e si è andata. E devo farlo con questo pensamento di su pipizzini, mamma mia, c'è su pipizzini. Commenti via accanto a Denghi a Sonai, no? Che i musicisti si binti tutto in pari, si dice si banti su, no? Si tendi poco in mano, sono buona fortuna, buona merda. Buona sorte, certo, si nara,
Viao Sinnia è tutta a mano ubicata, tutta questa cosa mistica, e mi intendo una cosetta e noi verso di aici, un pipizzino, no, su pipizzini di prima che bocancello, questo si di essi, si di andata, si di bovata, e nessuno lo uccide. E andiamo in Davarro, tutto sora, di aici, vadendo di aici. Poi tenemmo sta bistirella che mi faceva, morrendo. E di vazzo a Sargenti, siccome abbiamo proprio caparremo a cocca, come mi muovevamo in su palco, a Ponna Sargenti, e mi siamo muovendo di aici, poi dentro di morire che c'è su i pizzini, e uno del suo pubblico mi va a dire, là, uno. Ha confermato tutto, appunto, itannao, e mi fa, e là uno. Appunto, poi accanto c'è di punti, e ma no, e casa di a Pavas. Mi furrio a Pavas e ci via tutto sul muro del domo accostata su palco, no? Tutto sul muro, tutto prene pipì. No, devo essere fobica, comprendi? Devo mi si ammacchiare. Dopo cantato tutto su spettacolo di Ecci, commento la donna. Dimmi. Ci via su bivello mio che via su chitarrista, che era canta, vai avanti e canta. Una donna, rovinato tutto. Vabbè, Bisi che si ascoltava si arragota, però errore, molti gente ma chi è che da boga no, di Doganta, sì, i nomi si non si fanno, però, insomma, di Doganta. T'ha danno. Oh, però, da serroso con i spivizzeri, sì. Io sono iniziato tutto romantico, sapete, sta cosa, però, insomma, è stato uno prege in mano di tenente del suo programma Cosa Nostra. Spero che, insomma, Savini Bisi che ci deve segare, ci dà segare sempre da voi. Poi t'ha danno, però, per me è sempre un'interrogazione questa del paese. E di dopo no, insomma, questo è sempre un'interrogazione. Torroso, grazie a Rossella Fae, si Rosa intendi luego con sul live, è vero, c'è sul live pure che ha preso fare. Mi tocca da pure sul live? Sì. E t'ha danno. Dove dobbiamo scendere? Ma dove scetti in italiano e noi si deve vai scetti in sardo. No, ma dei documenti, se voi vi attendessi da pello, boh, tu fai detto. Da, ci provo. Rossella Fa live. Lassù, dove i pensieri sposano le nuvole, lassù, tutte le cose sono più romantiche, che si può meiattu, su pensamento si coglia da con snuese. Cioè in satro non è nulla, però in italiano è la stavo sperdi. E tutte le cose sono più romantica, e ne punti più romantica. È lì che mi piace andare a prendere parole da cantare. Il trucco è non confondere l'amore con la voglia di trovare assieme un po' di intimità. È proprio come te ne a Susu, e ne che mi piace da andare a cercare parole fuori su poi dopo le mie canzoni, no? Come te ne il trucco, non riuscivo come te ne narra in sardo il trucco, però il trucco. E noi si confondi, hanno si vai cuglionai dessa gana leggia narauso nostro spicciocca de buona famiglia con questa cosa del romanticismo, cioè non è cosa de confondi, comprendio, italiano rendi, pensato no, vabbè, pazienza, e quindi vemo ne rendi, il trucco è non confondere l'amore con la voglia di trovare assieme un po' di intimità dentro le pentole degli angeli. Poi da noi uscite su che gli angeli va tanta spingiata, famosa, proprio fonti famose, adesso passiamo antico, e spingiata degli angeli. Dentro le pentole degli angeli, brodo di
poveri. Poeta Sangiusu funti sempre vadendo questo brodo narauso, questa minestra o is poetas che sciadaus nottenti in rima, sai avanti questo brodo del rima, sai comprendi? Del poeti poveri, ma lassù, molto più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. Però ancora per assuso dei Sangiusu proprio, in questo luogo in noi si può comprendere che non c'è nulla da comprendere in questa vita. In questa vita non c'è nulla da comprendere, comprendi? Di ahí c'è questa cosa, sta capo è questa. In questo luogo sa malinconia è che essa sorresta dessa luna è sempre come tenai saponendi i smidges dessa poesia. Di ahí dopo biadeo con mio malinconia cugina della luna lava i calzini della poesia. Mo faccio queste improvvisazioni, però da faccio non in italiano ma in sardo. Brodo di rime, questo che mi rendi a posto, se no questa cosa della minestra del rima, se voi poeta, se sciadaus che non diventi. Per la mensa dei poeti poveri, ma lassù, ancora più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini dessa poesia. Non riuscivo a comprendere, poi il italiano è una lingua strana, comprendo, boh, ci ho provato.